Buongiorno da Venezia, dove è entrata nel vivo la terza edizione di Space Meetings Veneto, uno spazio fieristico di incontro soprattutto, dove il Veneto cerca di consolidare la sua quarta posizione italiana nella filiera aerospaziale. Momenti di discussione, di incontro, di progetti, momenti di verifica anche di come sia un comparto che fattura oltre 2 miliardi di euro e ha il 75% di strutture che sono piccole e medie imprese che compongono questo settore. Veneto, come si diceva, molto attivo su questo fronte e anche dal punto di vista universitario, come sentiremo, quindi dal punto di vista della ricerca. Chi entra nello Space Meeting entra nel futuro. Fra l'altro la RIR, la rete veneta, conta 88 imprese, un fatturato di 2 miliardi e 3, 5.500 addetti, è sempre più in crescita. Di cosa si tratta? Utilizzare dati spaziali per poi farli atterrare a terra, diciamola così, e trasformarli in business, in idee imprenditoriali. Ed è esattamente quello che facciamo, anche con Veneto Stars, che sono questi 57 giovani che provengono da 7 paesi europei, ovviamente c'è anche l'Italia, 14 team, e quest'anno hanno come tema dati aerospaziali e ovviamente Blue Economy. Noi abbiamo investito moltissimo e abbiamo un intero ufficio, l'International Office, che dà moltissimo supporto ai nostri ricercatori. Lo dico anche con una punta d'orgoglio: negli anni tra il 2021 e il 2024 la nostra università a livello nazionale tra gli italiani è quella che è riuscita a vincere più bandi competitivi, logicamente in tutte le discipline, non soltanto nell'ambito aerospaziale, ma in Europa ci sono veramente molte opportunità di finanziamento, bisogna saperle cogliere. Venezia e lo spazio, questo è un binomio non soltanto come metafora davvero. No, che metafora, è una cosa molto concreta, pensate che Veritas ha già vinto un progetto con l'Agenzia Spaziale Internazionale per progettare la gestione dei rifiuti su una cittadella che faranno sulla Luna, per cui le cose sono molto concrete. Ci sono già molte aziende che lavorano appunto sul campo dello spazio. Avere a Venezia questa cosa, l'ho sempre detto, la più antica città del futuro. Bene ha fatto la Regione, ma anche tutta la Confindustria, tutte le imprese, a utilizzare questi spazi per attrarre giovani, perché dobbiamo collegarci con l'università. Io sono boomer, per cui sono fuori, non vedrò lo spazio, però lo stiamo immaginando e saranno grandi opportunità di sviluppo. E da Venezia nuovamente è tutto, linea per il momento allo studio.